È ricca di gol quella fra Tricesimo e Sanvitese per il campionato allievi regionale. 3-2 risultato al termine della partita per i padroni di casa del Tricesimo, già in gol al 10° del primo tempo con Matteo Feltrine, che occupando il corridoio di sinistra del campo sul filo del fuorigioco sfrutta al meglio un'indecisione a centrocampo dei bianchi sanvitesi, involandosi così verso l'area per spedire a rasoterra il pallone alle spalle di Matteo Badin, portiere ospite. Supremazia territoriale dei padroni di casa per il resto del primo tempo, mentre nel secondo periodo le cose cambiano. Sanvitese più concreta e aggressiva. Arriva al pareggio al 10° con Lorenzo Polzot. In una mischia in area avversaria trova il guizzo vincente e nulla può Forgiarini. Il Tricesimo non ci sta e passano 10 minuti per il 2-1. La rete è segnata da Enrico Saturno con una gran botta da fuori area che viene inavvertitamente deviata di testa da Ojeda nella sua porta. Il Tricesimo spinge ancora e perviene la terza rete con Andrea Bosco appena fuori area. Un rasoterra beffardo che porta sul 3-1 la gara a 10 dal termine. La Sanvitese non ci sta e raccogliendo le ultime energie su calcio da fermo trova la deviazione di testa di Mattia Nimis che con la sfortunata deviazione di un avversario, altro autogol dunque, alimenta le speranze per un pareggio in extremis. Ma la spinta sanvitese si infrange sulla difesa di casa e per il Tricesimo sono 2 punti pieni in classifica. E ora la parola ai protagonisti. Noi siamo entrati nel primo tempo forse un po' mollicci, nel senso pensavamo di trovare di fronte un avversario alla nostra portata, ma forse anche qualcosina in meno. Invece abbiamo trovato di fronte un buon avversario che ci ha messo in difficoltà. Quindi finito il primo tempo ci siamo organizzati diversamente e siamo entrati nel secondo tempo con un'altra mentalità, quella proprio da mentalità più aggressivi, più cinici e anche un attimino vincenti. Perché Capendo che anche il centrocampo era importante, esatto. Perché il primo tempo non c'era molto centrocampo. Esatto, sono d'accordo, infatti il primo tempo è mancato il centrocampo. E poi vabbè, ci sono stati degli episodi, io non parlo episodi dovuti all'arbitraggio, perché poi comunque siamo arrivati sempre a commettere noi l'errore, quindi ce li siamo cercati questi episodi. Dico solo che ci vuole un attimino un po' più di concentrazione, forse. Tutto qua. Senti, ecco, per quanto riguarda il vostro campionato, si punta a cosa? La seconda fase, credo, quella dell'eccellenza, diciamo. Sì, il nostro obiettivo appunto è quello di raggiungere il girone elite. Adesso speriamo di raggiungere questo obiettivo. Visto abbiamo quasi terminato il girone d'andata, visto le squadre che abbiamo incontrato, io dico sono ottimista, è alla nostra portata, non magari il primo posto ma quanto il secondo. Una prestazione comunque adeguata alla situazione, perché ho una squadra nuova. Io stesso sono nuovo, conosco da poco, da un mese qualcosa i ragazzi, e quindi giocare una partita contro una squadra che ritengo molto forte come la Sanvitese, una squadra che comunque è abituata a giocare a certi livelli, e penso che abbiamo fatto comunque bene. È chiaro che se poi non segni delle situazioni in contropiede in cui sei solo davanti al portiere, poi le mischie ci può succedere, insomma. Ecco, Quindi direi che territorialmente, almeno nel primo tempo, voi l'avete messo sotto, insomma, il Sanvitese. io sono soddisfatto dei ragazzi, sì, la prestazione è stata quella che ci attendavamo, certo un po' più di attenzione al secondo tempo, però diamo atto anche che la Sanvitese, ripeto, ha avuto... Eravate a pari punti, mi pare, poi anche, no? Sì, la classifica era questa, adesso manca ancora alcune partite, insomma l'importante è che noi abbiamo un trend di crescita positivo, i ragazzi mi seguono, io sono contento, abbiamo tanti ragazzi giovani tra l'altro che sono pronti anche a prendere parte a queste gare, quindi questo è un punto di partenza per noi. Punto di partenza per raggiungere la fase elite, credo che questo sia il vostro obiettivo. Ma guardi, l'obiettivo è giocarcela sempre bene come abbiamo tentato di fare oggi e il risultato deve essere una conseguenza di quello che poi mettiamo in campo. Se poi sarà l'elite o sarà un altro girone, l'importante è che i ragazzi continuino questo trend positivo, perché insomma, gli obiettivi nostri devono essere quelli di creare dei ragazzi che sono pronti per le categorie di questa società, per l'eccellenza, per gli juniores regionali. Questo è l'obiettivo. Poi se verrà l'elite bene, se no diremo bravi a quelli che l'hanno conquistato, e questo è il nostro obiettivo.
peccato perché l'approccio nel primo tempo era sbagliato, poi il secondo abbiamo giocato meglio, si poteva recuperare questa partita e c'erano le possibilità per pareggiare il risultato. Peccato perché avere un grande rammarico, un pareggio nessuno avrebbe detto nulla. C'è stata qualche disattenzione però, no? Anche sui gol subiti. Alcuni errori individuali hanno pagato questa partita, poi anche gli episodi che più di una volta ci hanno sfavorito, non siamo stati attenti e il risultato è anche questo. Ma questo non vi pone insomma, in secondo piano rispetto al 13°, insomma, sempre l'obiettivo è quello di arrivare nei primi posti della classifica. No, anzi, mai mollare, sempre con la testa sempre alti, testa alta, e l'obiettivo è quello di arrivare all'elite, sì, e di avere sempre la testa alta, insomma, che un atteggiamento positivo in modo da poter raggiungere il nostro obiettivo. Siamo rientrati male il secondo tempo, infatti eravamo un po' sconcentrati, però ci siamo ripresi piano piano, infatti anche se abbiamo subito gol abbiamo subito reagito, portando il risultato sul 3-1, anche se dopo abbiamo avuto una svista, abbiamo preso il secondo gol. Senti, qualche gol sbagliato di troppo forse però, no? Sì. O no? Bisogna forse mettere più concentrazione quando si arriva vicino alla porta. Sì, sono d'accordo, ci vuole più concentrazione, più attenzione sotto la porta, più cattiveria, ma l'importante è che abbiamo portato a casa alla fine questi 3 punti che ci servono anche per la classifica.